Anche oggi alla live del vostro veneziano. Come al solito, oggi abbiamo la nostra live e vediamo un po' di andare a vedere se le persone che vogliono sapere le risposte scrivono. Dovete scrivere nel gruppo giusto, in quello di Il Gare Maledetto Veneziano, dal nome Radionica, Radiestesia, Tarologia ed Ermetismo. Io intanto, mentre aspetto i nostri amici, incomincerò a linkare questa live, così che possano vederla più persone. Vediamo un po', condividiamo. Intanto aspettiamo gli amici che ci seguono, che vogliono sapere una domandina, una risposta, vogliono mettere. Quindi se siete in linea, scrivete pure i saluti, così che vedo che funzionano anche le chat. E vi ricordo che questa sera alle 21.03 alle 21 il De Gare Maritimo Veneziano saranno in diretta per la solita live sul canale YouTube. Quindi adesso datemi ancora tempo 2 minuti che mi attivo con i vari gruppi dove mi lasciano postare. Ringrazio Paola Chiarelli, Laura Ciafini e tutti quelli che sostengono questa possibilità di avere sibille interattive gratuite nel loro gruppo. Anche Giuseppe, che ci sta dando una mano facendo in modo che possiamo linkare questa sibille interattive gratuite per mezz'ora. Ciao Pamela, ciao, grazie, sei sempre una tra le prime, grazie. Intanto sto ancora linkando, vediamo un po' se c'è qualcuno che vuol fare qualche domandina e poi partiamo. E vi ricordo fino alle 4:30 il vostro maghetto è qui con voi. È felice di essere qui con voi, di ritrovarvi ogni giorno. Ogni giorno alle 4 sapete che c'è questo appuntamento. Vediamo un po', mettiamolo anche nelle varie pagine. Pagina del Marietto e pagina della Ide. Vi ricordo che questa sera alle 21 siamo nel canale YouTube del vostro Marietto. Bene, fra un po' ho finito di linkare. Vediamo se ci sono domande coraggiosi. Non ancora nessuna domanda. Perché dopo... bene, Pamela, già una bella domanda. Grazie Pamela. Ciao Cinzia, fate pure le domande così che Pamela intanto aspettiamo Marzia. Certo, ricordatevi di mettere la data e il nome, il cognome no chiaramente, ma la data e il nome della persona e poi una domanda un po' chiara, che abbia non una multiple domande, no? Una domandina chiara per il vostro Marietto, così vediamo un po' di rispondere un po' tutti, Bene. Ciao Giuseppina, grazie. Giuseppina, però dovresti scrivere, come ho spiegato poco fa, il nome e la data di nascita, perché sennò non ci si riesce ad agganciare la sceneggiatica. Ciao mia Ara, grazie di esserti unita. Cincecco, mese a Martina del 94. Bene, iniziamo allora a fare queste domande. Ricordatevi, se volete fare una domanda, è chiaro che dovete mettere il nome e la data di nascita. Poi chiaramente dopo la risposta cancellate pure la domanda. Quindi iniziamo subito all'attacco, vediamo questa domanda. Ciao Marzia. Allora, bene. Saluto i nostri amici, quindi che ci seguono, e iniziamo con la Pamela. Tiriamoci sulle maniche perché se c'è da andare a valutare la Pamela c'è sempre grande interesse. Allora, grazie a te, un piacere seguirti bene, stabilità emotiva. Sibille interattive e vediamo. Non uso pendolino perché così posso rispondere a più domande di fine. Vediamo un po' per la nostra Pamela la stabilità emotiva, la Pamela dell'81. Vediamo un po', Sibille. Allora, un po' di leggerezza c'è e sta per nascere una nuova, diciamo, una nuova stagione, direi, perché vedo che c'è un po' di leggerezza e sta per nascere qualcosa di buono, forse un po' leggero, un po' di spensieratezza, qualcosa di nuovo. Ma vediamo un po' questa nuova stagione che si profila all'orizzonte. Nel servizio vedo
allegria, amore e mercante, piacere, speranza, donna abitata. Allora, vediamo un po' qua la situazione a livello emotivo, come sembra. Io ti dico già che ho visto il finale è a sorpresa. Allora, nel passato la nostra famiglia effettivamente ha avuto dei bei momenti, però dei rimpianti, dei bei momenti, dei flirt, diciamo, anche dei colpi emotivi molto importanti. Gli sono arrivati, non so, è stata forse o aiutata o diciamo che o è stata lei che è stata anche troppo accondiscente e poi vedo che dei rimpianti, come qualcuno che nel passato vede di aver fatto qualche piccola pecca e si pente. E poi qualche flirt, qualche bel colpo di fulmine, però con qualcuno che era troppo egoista, voleva prendere e mai dare. Il mercante è sempre una persona che non si fida di nessuno, vuole sempre prendere e mai dare. E quindi Pamela qui ti vedo un pochettino in sofferenza, proprio perché in questo periodo ultimamente nel presente hai pianto, hai pianto molto, però ti vedo forte e stabile, però per la situazione emotiva ci sono dei blocchi. Ti vedo speranzosa, forte, stabile, anche se ultimamente hai pianto. Vedi, speranza, donna maritata sono due carte proprio per la risposta all'emotività in cui c'è stabilità, però c'è anche un blocco. Nel futuro prossimo vedo che ti arriveranno forse delle comunicazioni da una persona o più giovane, che di nascosto però attenzione che farà un po' il birichino. E poi tutto in un colpo, i prossimi 3 mesi, quindi la situazione emotiva potrebbe sembrare qualcosina di nascosto che si blocca, ci saranno dei vari blocchi e poi pum, succede che incontrerai molto probabilmente una persona che incontri già, no? E diciamo che stiamo parlando di 3-6 mesi, Pamela, e diciamo che questa è una carta fortunata e qui vediamo che dovrei pensarci bene perché questa è una carta che sta a indicare che l'incontro con una persona che molto probabilmente conosci già e vedi qua ci sono delle rovine, no? Che di nascosto ti verranno fatte delle cattiverie, mettiamole giù così, a livello sentimentale emotivo, però dopo ci sarà un incontro, un ritorno e qui devi valutare bene di giocarti le tue carte. Perché? Perché a livello emotivo c'è una nemica che ti colpirà forte e anche un nemico, però vedi, qui c'è la carta fortuna, cioè in questa stesa ci sono uscite 2 carte della fortuna, quindi qui devi esaminare bene questo incontro, valutarlo bene e capire se vale il santo vale la candela. E però il santo ti porterà anche dietro una nemica molto caparbia e anche un nemico. La nemica colpirà, il nemico non ci riesce, però qui c'è il premio. Quindi il cammino vuol dire che alla fine tu raccoglierai qualcosa di buono. Certo, il cammino per il futuro vediamo che di nascosto ti faranno dei blocchi importanti, però alla fine ritornerà una persona molto mente che conosci, devi valutarla bene. Ci sarà un attimino di guerra con una nemica molto forte, però alla fine spunti tu perché c'è consolante sorpresa, che vuol dire che avrai lavorato bene su te stessa e alla fine raccoglierai i frutti. Certo che da queste carte si vede che ci sarà un piccolo, insomma, non tanto piccolo, ma un impegno importante. Bene, andiamo avanti a leggere la prossima. Comunque sì, ritroverai, certo non per domani, ma fra un po' troverai una stabilità. Certo devi stare attento al ritorno, perché il ritorno o l'incontro di questa persona devi valutare bene, vale, il santo vale la candela, però attenta perché questo porterà nuove amicizie, nemiche e nemici, però alla fine la spunti ancora. Bene, Marzia, posso fare una domanda? Sì, Miana, vediamola. Cinzia. Rinnoveranno il contratto a fine mese a mattina del 94. Allora, per queste domandine semplici faccio 7 carte e vediamo, per il semplice fatto che sono delle risposte secche. Vediamo per Martina se del 94 rinnoveranno il contratto.
per Martina del 94 se rinnoveranno il contratto. Vediamo un po'. Sibilla, ditemi se per Martina del 94 rinnoveranno il contratto a fine mese. Ma anche qui leggerezza e costanza. Beh, la Martina vede tutto, è una persona che vale molto, e alcune volte però sembra che prenda non con sottogamba, ma a qualità estroversa, è un artista la Martina, è una persona che ci sa fare molto bene e vuole vivere, come si dice, direi che è una persona, non voglio dire che è la classica tipa con grandi qualità che vuole proprio succhiarsi l'osso o fino alla fine, nel senso che quelle persone che ci danno dentro tantissimo, però la carta di leggerezza ha anche questa qualità, la qualità delle persone con costanza che fanno capire che sono persone artistiche con grandi qualità, ecco. E quindi già lì sul posto di lavoro devono averla valutata molto bene. Ma vediamo. Gran consolazione, dispiacere, speranza, domestico, dana meritata, ladro, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Beh, la ragazza ha sicuramente qualità e ha lavorato molto per prendersi questo lavoro, no? Però vedo che ha anche pianto molto, cioè la ragazza molto probabilmente vale molto, l'hanno considerata per questo lavoro, però ci sono state delle cose che non sono tanto belle, gli hanno fatto delle cose che forse non sono neanche tanto carine, diciamola così. Lei è molto speranzosa, però vedo delle carte impegnative, vedo delle carte che ci fanno presagire, no? Molto probabilmente qualcuno la vuole aiutare, e magari anche la mamma o qualcuno che sta vicino, però vedo che c'è un blocco, che di nascosto vorranno bloccarla. Quindi io penso che lei ha lavorato molto bene, gli hanno fatto qualche sgambetto, molto probabilmente. Lei è una persona, come ho detto prima, che vale, ha speranza e caparbietà, qualità, magari anche forse aiutata da qualcuno più giovane o qualcuno che voleva aiutarlo, oppure non saprei perché è una carta un po' ambigua, però visto che in mezzo a due personaggi forti acquisisce come se qualcun altro volesse aiutarla, però purtroppo vedo dei blocchi che di nascosto cercheranno di bloccarla. Quindi la ragazza vale molto, molto perché ha lavorato molto per tenersi questo posto, però vedo che purtroppo ci sarà un finale che non gli piacerà. Penso proprio che sarà difficile, che gli faranno uno sgambetto di nascosto e c'è un blocco su questo posto di lavoro. Peccato perché quella società, quella ditta che l'ha assunta non sa cosa sta perdendo. Quindi io penso che sarà difficile, proprio perché c'è gente gelosa che gli ha fatto del male e continua a farlo. Però andiamo avanti. Spero di sbagliarmi, che le sibille si sbagliano. Allora, Marzia, futuro prossimo per lavoro del 61. Vediamo un po'. Sì, Sofia, puoi fare una domanda fino alle 4:30, Marietta c'è. Allora, mm? Facciamo anche qui, quando sono delle domande brevi per poter rispondere a tutti, eh, cerco di farle di 7 carte, così che sono anche di facile lettura. Allora, vediamo per la Marzia il futuro per il lavoro, grazie. Marzia, futuro per il lavoro. Meschiamo. Marzia del 61. Marzia del 61, il futuro per il lavoro. Ottimo, Sibilla, ditemi per Marzia del 61. Allora, fortuna e ammalato. Qua si vede che sei una donna fortunata per il lavoro, però c'è qualche un ghippo, vedi? Eh, certo, la fortuna non è che è caduta al cielo gratis, te la sei, però c'è un piccolo blocco, è un blocco molto probabilmente, o ha in corso, ci potrebbe essere in corso una patologia, però c'è qualcosa che frena. Vediamo un po' su 7 carte come va per il lavoro futuro per la nostra Marzia del 61. Stanza, ramo di servizio, dottore, prigione, denaro, costanza.
Allora, Marzio, qua sono delle carte che fanno indicare che o sei in trattativa con qualcuno o molto probabilmente inizierai dei colloqui, dei tentativi di, come si dice, di approcciati al lavoro. Questa è la stanza, è la stanza degli affari. Sarai anche aiutata o consigliata da delle persone che ti stanno vicino e che in un certo senso ti vogliono bene, no? Però vedo che c'è anche che sta venendo incontro a te una persona che ti vuole aiutare. Perché? Perché vedo che ci sono dei blocchi, quindi molto probabilmente o inizierai un approccio con qualcuno su un lavoro, qualcuno ti proporrà qualcosa che sembrerà interessante, però e sarai anche aiutato, però ci sono dei blocchi, qualcosa da mettere a posto. Il dottore è sempre qualcuno che mette a posto, che cerca di aggiustare, di migliorare, insomma, di rendere la cosa meno difficile, però ci sono dei blocchi. Però dopo ci sono tre bellissime carte che fanno indicare che hai lavorato molto su te stessa, hai lavorato molto per poter lavorare e quindi raccoglierai il premio perché chi ti valuterà molto probabilmente, questa carta qui, ma anche questa, vedono in te un grande potenziale, grandi cose e quindi molto probabilmente raccoglierai. Però non sarà solamente farina il tuo sacco perché ci sarà qualcuno che potrà decidere su di te, ma visto che le ultime due carte sono estremamente positive, per il momento c'è un blocco, ma in futuro qualcuno ti aiuterà in modo importante. Vedi, per vedere non sei tu, ma è una persona che può decidere per il tuo futuro. E vedo che ci sono due carte estremamente positive, che ti hanno valutato che sei un tesoro e che tu stessa hai lavorato molto su te stessa e raccoglierai i frutti. Quindi io penso che adesso è un periodo con dei blocchi qua, però nel futuro raccoglierai dei frutti perché ti sei impegnata molto. Allora, andiamo avanti. Vediamo un po' le domandine. Sofia, si puoi fare domandine. Giuseppina Anna, 28 di 64. Posso fidarmi di lei? Vediamo un po' se la nostra Giuseppina si può fidare di Anna del 64. Giuseppina si può fidare di Anna. Giuseppina se si può fidare di Anna, Sibile ditemi, c'è da mettere a posto qualcosa, eh. Giuseppina, ti vedo in pensiero, c'è qualcosa che non va. Sono due carte che fanno capire che sei pensierosa, eh. C'è da mettere a posto qualcosina. Forse qualcuna gli darà una mano, eh. Vediamo un po'. Amatrice, donna maritata, casa, Imeneo, Costanza, morte. E allora, guarda, queste sono carte fantastiche, perché la matrice, donna maritata e casa, è una più bella dell'altra. Allora, non dico che l'anno è una santa, però, cavoli, qui ci sono delle carte di stabilità, carte di passione, carte di amicizia, deve essere anche una persona molto valida, molto probabilmente. Eh, la morte però, attenzione però, perché è dentro due carte fantastiche, Costanza è amica, lei è veramente tua amica, ti ascolta molto probabilmente, ti vuole aiutare, non è proprio come il gran signore, ma è al femminile una persona che quando sente che tu sei nel giusto ti aiuta e quindi ci sarà un cambiamento molto importante, ma positivo, perché è dentro due carte che una è più bella dell'altra. Quindi sono carte estremamente positive. Io non conosco l'Anna, ma molto probabilmente è una persona stabile che vuole veramente darti una mano e le carte dicono che sì, è una persona, anzi, vedo che insomma qui è stabile, che veramente ci tiene a te, vedi? C'è la carta più importante dell'unione, è l'amicizia. La morte non è da intendere come un blocco, ma perché è dentro due carte estremamente positive, capisci? E quindi è chiaro che è un rinnovo, non c'è la morte, ma c'è veramente un'amicizia forte. Sì, ci puoi fidare, sì. Bene,
Certo, all'inizio c'è da mettere a posto qualcosina, ma poi le carte, le sibille raccontano che è una persona sana. Vediamo la nostra Carmen. Mi dice il futuro tra me e il mio compagno 64, Elio del 62. Dopo cancellate pure la domanda. Vediamo un po' il futuro fra il 64 e il 62, cioè Elio e Carmen. Vediamo un po', le sibille. Vediamo un po'. Allora, vediamo questo futuro fra... Allora, per il momento vedo che c'è un piccolo blocco, però qui vedo che il blocco c'è, non è da nascondere, però c'è anche un grande premio. Questa è una carta fortunata, il berello della speranza, la nuvoletta che sta a indicare il premio e anche il valore. Quindi lì c'è da lavorare molto su questo blocco perché sia lui che te siete due persone estremamente di qualità nel senso positivo, non che io voglio misurare, ma la carta dice che lì siete due bei premi, nel senso c'è molte cose da fare in un certo senso di premio. Poi, conversazione, ladro, vedovo, dottore, la matrice, donna maritata. Allora, beh, diciamo che in questo momento c'è della conversazione, o c'è stata della conversazione, poi c'è qualcosa di nascosto che sta bollendo in pentola e magari vedo Lelio che sta pensando al passato, a qualche, magari qualcosa che ha sbagliato anche nei tuoi confronti e vedo che lo vuole mettere a posto. Vedo qua qualcosa di nascosto che avete parlato, ma c'è qualcosa che non vedi bene e lui sta guardando al passato come se dovrebbe mettere a posto qualcosa. Infatti, vedi, lo sta mettendo. Poi c'è la tua grande passione per lui, però vedo che c'è anche una donna maritata e cioè qui queste carte qua iniziano benissimo e finiscono ancora meglio. Quindi diciamo che in questo periodo di transizione l'Elio guarda il passato con un certo rammarico e vede e deve mettere a posto qualcosa col passato. Tu sei sfiduciosa, sei molto propensa verso di lui, si vede l'amante, la matrice, cioè sei veramente passionale con lui. Vedo che c'è, non so, quasi che lui vorrebbe molto probabilmente concludere qualcosa di importante con te, perché questa donna maritata è fra denaro e la matrice, quindi lui deve mettere a posto qualcosa nel passato, qua si vede di nascosto, no? E poi ci sei tu, e visto che la domanda è fra te e lui, e qui c'è la tua stabilità e poi vedi il matrimonio vantaggioso. Lui ti valuta come una persona che vale molto. Vedi, dentro questa figura qui c'è il denaro, ma ci sono anche i libri. È la classica figura che sta a indicare che sei un forziere con dentro dei beni preziosi. Quindi questo periodo magari è un periodo buio, no? Però nel futuro la tua forza, la tua stabilità farà capire lui che sicuramente lui c'è solo da perderci. Qui vedo una tua vittoria. E poi parliamoci chiaro, siamo partiti da conversazioni, che vuol dire che c'è del dialogo, a matrimonio vantaggioso, tutto quello che è dentro, diciamo che fa ciccia, nel senso che lascia il tempo che trova perché è in mezzo due carte estremamente positive. Quindi io penso che il futuro, a parte magari qualche colpo di ruggine che deve mettere a posto per dei pensieri, alla fine dovrebbe andare nella strada giusta. Certamente in questo periodo qui, ladro, vedovo e dottore, c'è un pochettino, ma tu sei troppo forte, alla fine rispondi. Bene, andiamo avanti col prossimo. Deve solamente, Carmen, portare un po' di pazienza. Allora, allora, la Sofia ci fa la domanda se Gerardo del 92 contatterà la nostra Sofia. Vediamo un po', eh. Vediamo un po' se il Gerardo contatterà la nostra Sofia. Nostra Sofia.
Così faccio solo 7 carte così riesco a rispondere a più persone. E ricordatevi stasera alle 21 sul canale YouTube Il Legame Magneto Veneziano. Allora, Sofia e Gerard, Gerard del 92 e Sofia del 93. Beh, adesso Sofia, qui c'è gente che parla, dice cose, lui si fa trascinare troppo da amici, quindi amici che magari sono anche dei ruffianelli. Quindi in questo momento è come una boa in mezzo al mare, quindi non vedo grande possibilità che sia libero, però vedo che sei costante. Oh, guarda, tipo. Allora, siamo partiti dalla situazione che il nostro grado è un po' una boa nell'oceano e ti vedo molto fiduciosa, forte. Però vedi anche qua c'è da mettere a posto qualcosa. Lui deve mettere a posto qualcosa col suo passato e forse ci saranno dei momenti di allegria, di distensione, però vedi, sono delle carte impegnative, cioè te, Sofia, ti vedo forte, però questo Gerardo qua, prima di tutto si fa trascinare troppo dagli amici, poi ha nella testa qualcosa del passato che deve mettere a posto, e vedi, l'allegria mi sembra che è un po' smortino, perché non è allegria, perché tra vedovo e nemico, questo è anche pieno di nemici, tra l'altro, e quindi questa carta qua sta a indicare che è anche un po' giù di tono, molto probabilmente. Poi ha dei nemici che picchiano contro, e donna maritata sembrerebbe quasi che ci sia stabilità, però è sempre anche questa fra due carte estremamente pesanti, segreti. Quindi questo signore qua, questo personaggio qua, questo uomo, deve mettere a posto qualcosa nel passato. Tu falli molto perché si vede che sarai vittoriosa, però non vedo uno slancio, anzi, segreti. Non so se magari è sposato o ha avuto una relazione con una persona, però direi che eh, presto, presto, presto non vedo proprio un contatto, e se ti fa un contatto devi stare attenta perché vedi ci sono segreti che non ti dirà. Quindi secondo me in questo periodo qui non è nella fase migliore, per dire, si fa trascinare troppo dalle persone, non è stabile. Vedi, questa allegria in mezzo vedovo e nemico non è stabilità, è una boa nell'oceano. E poi c'è questa donna maritata che non si capisce bene, visto che la domanda è così, sembra quasi che non cerchi stabilità. Quindi tu sei forte, resisti ancora, ma non vedo un grande contatto nei prossimi tempi. E se te lo dice, se ti fa un contatto, è un po' un contatto in ombra, diciamo così. Ma non vedo, non riesco a dirti che ti contatterà con slancio. Bene, vediamo la Mary. Mary, ciao, vorrei vedere come la situazione tra Mary, 57, e Renato, 51. Va bene, vediamo fra Mary e Renato. Faccio ancora Mary il prossimo perché ho già fatto 28 minuti, cari amici. Vediamo un po' fra Mary e Renato. 57 e Renato 51. Beh, allora, non so se vedovo, però quest'uomo sta guardando indietro e osserva sta guardando nel passato, magari vedovo, oppure sta guardando qualche errore che ha fatto nel passato e sta osservando una giovane, una molto più giovane di lui. Quindi attenzione, attenzione che è con la testa in altri lidi. Vediamo, disgrazia, belvedere, conversazione, ladro, eh? Allora, diciamo così, la situazione non è nelle tue mani, Mary, non è nelle tue mani, perché quest'uomo qui abbiamo già visto che sta guardando qualcosa di giovane, più giovane di lui. E poi c'è disgrazia, un blocco che non è stato dipeso da te, no? Avete cercato di nuovo un dialogo, magari c'è anche il dialogo, un bel dialogo, no? Però quest'uomo fa di nascosto, o potrebbe fare in futuro di nascosto qualcosina. E, vedi, l'omaggio è prezioso, poi in mezzo a falsità. Quindi è una carta estremamente che acquisisce un valore negativo. Diciamo che dialogate molto, probabilmente avete anche un bel dialogo, ti senti bene, ma è tutto nelle mani sue. Ma lui ti farà cose nascoste e
ed è anche un pochettino dice cose che non sono poi realistiche, vere, vere. Quindi ehm, c'è qualcosa che non va, c'è qualcosa che ti tiene di nascosto anche quando parlate. E ho visto che ultimamente c'è stato proprio un blocco, ma molto probabilmente perché lui o ha una figlia o ha avuto un, non so io, deve aver avuto qualche blocco perché all'apertura sta guardando nel passato e sta guardando una persona o c'è di mezzo una persona molto più giovane. Quindi, Mary, non dipende da te il futuro, perché vedi, questa carta qui sta a indicare che qualcun altro può prendere posizione. Sicuramente avrai del bel dialogo, però attenta perché di nascosto dice anche delle cose che non sono proprio realistiche. Quindi ti contatterà, messaggerete, però stai molto attenta, Mary. È un po' una situazione un po' così, in bilico. Non è sicuramente una situazione che metterei su una mano al fuoco, neanche quella del mio vicino di casa. Ok? Andiamo avanti. Quindi attenzione, Mary, perché magari di nascosto fa delle birichinate, o potrebbe farle. Andiamo avanti. Allora, Anna del 70 si avvicina a Stefano 65. Oh, questo è quello che dice Sibille, eh. Capite? Io, ambasciatore, non porta pena che mi dice, ecco, questa è l'ultima, eh. Anna si riavvicina a Stefano del 65 e a Anna del 70. Vediamo un po'. Mhm. Vediamo un po' fra Anna e Stefano, se si riavvicina. Beh, carte favolose. Qui c'è grande passione, intimità, insomma, sono carte che vorrebbero avere tutti, sensibile, gelosia, sospiri, belvedere, speranza. Sempre. Vediamo, allora, il taglio era molto promettente, forse avete avuto qualche litigatina, qualche incomprensione, magari la partenza è stata molto passionale la cosa, poi ti vedo qui che sembra quasi che sia andato tutto alla deriva, ci sono stati dei momenti di litigio molto probabilmente, Anna. Vedo qua, però non dipende da te, non dipende da te perché il belvedere è sempre una persona che aspetta che l'altro decida e ti vedo però forte e spensierata e diciamo la superbia amplifica un po' la tua sicurezza e ti vedo anche vittoriosa, anche perché molto probabilmente avrai la mano di un'amica. Quindi diciamo che il potenziale c'è, ma non vedo ancora nei prossimi tempi che lui torni baldanzoso. Certo, il taglio era alla grande, poi ci deve essere nato una diatriba, qualcosa, e c'è stato un po' di gelosia, e poi te ti vedo bella stabile, aiutata anche da qualcuno che ti dà dei buoni consigli, però non vedo per il momento un ritorno secco, deciso, un ritorno importante. Vedo più che altro la tua sicurezza, ma siamo sempre in balia di lui che non si vede bene nel futuro. Quindi per il momento che alla fine sarai vittoriosa, però non lo vedo ancora che ritorna. Bene, cari amici, vi ringrazio, vi ricordo che domani alla stessa ora, alle 16, minuto più minuto meno, io sono qui con voi e mi raccomando, belle domandine come oggi. Grazie cari amici e alla prossima, ciao.